Ciao ragazzi, ben ritrovati alla Villa dei Mosaici di Negrar, dove l'acqua era un elemento essenziale per garantire il funzionamento di tutte le attività della villa, sia quelle agricole sia quelle domestiche. E tra quest'ultime c'erano anche le terme, un culto per i romani dell'epoca. L'acqua arrivava dalle colline sovrastanti, affluiva qui tramite un torrentello e l'acqua entrava là dentro. Quelle erano le terme. Tra poco vi spiegheremo come funzionava. Ma l'acqua aveva anche un'altra funzione, sempre in questo locale, una funzione idraulica che si sposava, diciamo così, accompagnava una socialità molto particolare. E partiamo proprio da lì. Questo è il primo locale che si incontrava entrando nelle terme dopo lo spogliatoio. E questo era il bagno, la latrina. Per i romani non c'era un'intimità nell'utilizzare il bagno, era un momento di socializzazione tranquilla, non c'era nessun problema. Ecco. E forse queste lastre non erano così, ma si vede bene dove c'era la seduta, dove facevano i loro bisogni. I liquami venivano portati via sia da questa parte, dove c'era un piccolo lavabo esterno, quindi l'acqua defluiva, ma soprattutto venivano portati via dall'acqua che defluiva dalla piscina, dal bagno, e che portava fuori, appunto, scorreva sotto i sedili e usciva poi dall'estremità verso sud. Adesso da qui passiamo al frigidarium. Il frigidarium era la zona del bagno freddo. Questa è la grande vasca, la grande piscina semicircolare, era una piscina comunque coperta, chiusa, ed era rivestita e pavimentata di pietra. Era di acqua fredda, questa sicuramente, è la prima funzione che facevano le terme, un bagno di acqua fredda. Poi si spostavano in questa sala che doveva avere un pavimento mosaico stupendo, i resti sono visibili, e qui potevano fare ginnastica, potevano rilassarsi, potevano anche qui fare, parlare, chiacchierare. Ecco, da qui poi passavano attraverso questa soglia, questo gradino, passavano alla parte calda, quindi il tepidarium, prima la zona di bagno tiepido, e poi il calidarium, la zona di bagno caldo, con quella piccola nicchia sopra che doveva essere proprio la parte della sauna vera e propria, una delle parti più calde delle terme. Quest'area veniva scaldata con un sistema di riscaldamento a pavimento. Là in fondo c'era una gran fornace, l'aria calda passava sotto il pavimento, come si vede là sotto la zona della sauna, e poteva anche l'aria calda risalire lungo le pareti, perché le pareti erano rivestite da mattoni forati, da questi tubuli che vediamo qui, e quindi diciamo il calore veniva diffuso attraverso il pavimento e attraverso le pareti. Le terme erano un momento assolutamente imprescindibile per i romani, che fossero terme private o che fossero terme pubbliche. I romani si recavano quotidianamente alle terme, e non solo per motivi igienici, ma anche perché proprio era un momento di relax, era un momento di socializzazione. Questo gusto per le terme dura anche fino all'epoca, tra virgolette, barbarica, fino a Teodorico. Anche lui fa restaurare le terme a Verona. Ecco, queste che abbiamo noi sono anche importanti perché c'è un percorso completo dal frigidarium, tepidarium, calidarium, e questo non è così facilmente visitabile, non si può vedere con facilità neanche a Verona, ecco.